No, è una... Siamo a Palermo in piazza del Tribunale, piazza Vittorio Emanuele Orlando, davanti al Tribunale di Palermo. Stiamo assistendo alla processione del Venerdì Santo che è arrivato qua, è partita dalla piazza della chiesa di Santa Maria la Nuova ed è arrivata qua, che sono quelle 7:30, 8, siamo alle 8. Stanno sfilando qua nella nuovissima piazza del Tribunale di Palermo. Noi siamo qua a osservare la processione dall'alto del quarto piano. Questa è la tomba della bara del Signore e quella è la Dolorata. Abbiamo una processione che è partita alle 5:30 in pieno centro di Palermo e adesso è arrivata in piazza del Tribunale e tornerà dentro a mezzanotte, girerà tutta la città di Palermo. Abbiamo qui la Dolorata che sta avanzando, trasportata a spalla da decine di persone e seguita dalla banda. Qua proprio sotto di noi c'è la processione con la bara del Cristo, davanti al Tribunale di Palermo. Una musica dolorata proprio. Questa bellissima piazza è stata finita per ospitare il parcheggio multipiano del Tribunale. Si presenta con un arredamento moderno e razionale. Finalmente abbiamo un prospetto del Tribunale di Palermo che è, insomma, a livello di una grande città europea. Le macchine escono di là. Ecco. 5 piani 5 piani in sottoterra di parcheggi, quindi è risolto definitivamente il problema dei parcheggi. Dovrebbe essere risolto. Già funziona, no? Sì. Si vede la vede lei là la Madonna si vede. È la banda della città di Caltanissetta che segue il percolo della Madonna Addolorata, trasportata a spalle da circa 40 persone. La baretta del Cristo è già passata, siamo alla fine della piazza e l'altra banda di Val Guarnera evidentemente si è fermata perché all'inizio della processione erano 2 bande. Adesso il corteo sta per imboccare la strada che porta verso
il Palazzo del Parlamento.